Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che la Regione, intesa sia come istituzione che come cittadini, stanno cercando di fare i conti con il Green Pass. Ci confermano l'assalto alla diligenza dei vaccini che era stato annunciato da Luca Zaia nelle scorse ore. Abbiamo un'intervista con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin che ci conferma che effettivamente è aumentato in modo davvero fortissimo il numero delle richieste di vaccini, quindi il Veneto si trova a dover chiedere a sua volta al generale Figliuolo la fornitura di più dosi vaccinali per rispondere alle nuove esigenze della popolazione, dei veneti. Tutto questo lo vediamo nel corso della nostra informazione qui nel Focus TG e poi nei nostri telegiornali di questa sera, perché è il tema assolutamente di giornata. Avremo anche i collegamenti da Bassano, da Padova, da Vicenza, arriverà anche il nostro amico Nicolas Faronato per parlarci di meteo, quindi tanti i temi, un'ora da stare assieme, state con noi. Cominciamo la nostra carrellata con un riassunto delle puntate precedenti. Sentiamo che cosa aveva detto Luca Zaia nell'ultima conferenza stampa disponibile, quella delle scorse ore, per chiarire la situazione proprio del Green Pass e dei vaccini. Dalle telefonate che abbiamo avuto oggi al call center che ci sia un assalto alla diligenza adesso per vaccinarsi. Questo ve lo posso confermare. A poche ore dal decreto legge che introduce l'obbligatorietà del Green Pass dal 6 agosto per bar e ristoranti al chiuso, palestre, piscine, musei, cinema, impianti termali e parchi di divertimento, si vedono già i primi effetti. Come accaduto in Francia, anche in Veneto è boom di richieste da parte dei cittadini per prenotare la seduta vaccinale. E a proposito di carta verde modello francese, penso che non sia applicabile, spiega Zaia, perché introduce in maniera lapidaria l'obbligo vaccinale. Credo che si sia condiviso tutto il fatto che un utilizzo più allargato del Green Pass fosse qualcosa di sostenibile. Prendo atto che è stato esteso in maniera importante. Allora, davanti a questo, il tema che va posto è un altro. Ai cittadini siamo in grado di garantire i vaccini? A me sembra che ne manchino vaccini. Per quanto riguarda le vaccinazioni, al momento il 62,4% dei veneti è immunizzato o ha prenotato il vaccino, con l'obiettivo di raggiungere l'82% ad ottobre, con 200.000 dosi disponibili da qui a settembre. Intanto sono 300 i turisti che hanno chiesto di essere vaccinati in Veneto durante le loro vacanze e domani ad Auronzo, dove la squadra della Lazio sta affrontando il ritiro pre-campionato, su richiesta del presidente Lotito i giocatori verranno sottoposti all'inoculazione. L'importanza della vaccinazione sta nei numeri che arrivano da un monitoraggio negli ultimi giorni su 160 pazienti colpiti da variante Delta e movimentati nei nostri ospedali. Su 160 pazienti che abbiamo valutato, ricoverati, vi do solo i non vaccinati erano 144, i vaccinati con una dose 16, con 2 dosi 0. La variante Delta è al momento quella predominante. Su 280 sequenziazioni, 226 sono risultate positive a questa mutazione e solo 22 alla alfa. Questo spiega l'aumento dei contagi, con un più 150% di positivi in Veneto in una settimana. Si tratta soprattutto di ragazzi asintomatici, ma che rischiano, ricorda Zaia, di incrociare familiari o conoscenti non vaccinati. Che questa nuova curva di contagio crescerà ancora. Questo è poco ma sicuro, ha delle caratteristiche che sono particolari. Le classi di età più, rappresentative da un punto di vista del contagio sono i nati dal 1999 al 2004. Con un R con T a 1,79, un'incidenza di 68,9 casi ogni 100.000 abitanti, il Veneto rientrerebbe nella fascia gialla, ma con la revisione dei parametri da parte della cabina di regia a pesare oggi è l'ospedalizzazione. Nella nostra regione c'è un'occupazione dell'1% sia di terapie intensive che area medica. Ricordiamo che per il passaggio in fascia gialla è necessario superare per 3 settimane il valore di 50 positivi su 100.000 abitanti e a quel punto ci sarà un cambio di zona con un 10% di terapie intensive e un 15% di area medica occupate. Al cittadino interessa dire che noi non siamo da zona
da cambiamento di zona con questi nuovi parametri. Ultime due considerazioni fatte dal presidente Zaia per quanto riguarda il personale sanitario non ancora vaccinato e gli operatori della scuola. Per quanto riguarda i premi, al momento congelati in Veneto le sospensioni. I provvedimenti che sono stati fatti sono un attimo congelati, ma semplicemente per un motivo: ci vuole il coordinamento nazionale, e dall'altro voglio anche ricordarvi che dietro le sospensioni c'è un altro problema, che il gioco forza pesa su di noi, la mancanza di professionisti. Quindi chi ha fatto sto decreto con l'obbligatorietà non ha tenuto conto che mancano i medici. Sul fronte insegnanti e personale scolastico l'80% è già vaccinato, all'appello mancano ancora 20.000 persone. Io spero che gli insegnanti e gli operatori si vaccinino. Bene. Lo dico perché se noi dobbiamo partire la scuola in presenza non possiamo pensare di ripartire con mezza DAD. Allora, questo era quanto è stato detto nell'ultima conferenza stampa disponibile al presidente Luca Zaia. Situazione in continua evoluzione che noi seguiamo con i nostri giornalisti. Adesso, prima di andare in collegamento con Bassano, dove c'è una situazione di una scuola che si vuole chiudere ma i genitori vogliono tenere aperta, riunioni su riunioni che vanno a fumata nera, come si suol dire, ce la racconta fra poco Vanessa Banzato, che sta raggiungendo il luogo dove c'è un incontro anche fra i genitori. Noi lo usiamo un po' come paradigma di una situazione che sta diventando davvero complicata per molti comuni, perché il calo demografico, la presenza di molti istituti scolastici, perché una volta naturalmente ce n'era effettivamente bisogno, sta portando alla chiusura poi di tante scuole si trovano a dover chiudere, genitori, famiglie che devono fare i conti con un nuovo assetto, spostamenti, una nuova scuola per gli ragazzini, per i bambini. Situazioni molto molto complesse. Vediamo fra poco tutto questo. Adesso vediamo assieme i nuovi casi, i contagi, prima di andare in collegamento, perché effettivamente crescono e salgono e la situazione è un po' preoccupante. Preoccupante ovviamente per quanto riguarda il numero dei contagi, perché poi vedremo quella della sanità. Allora, sono 576 le nuove positività riscontrate nelle scorse ore, per un totale di 9.365 persone attualmente positive in Veneto. Il numero è raddoppiato letteralmente rispetto a una decina di giorni fa, quando eravamo a 4.700, 4.600 circa. E questo ci porta, con un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di persone positive, a 431.909, quindi 431.000 veneti sono risultati positivi al coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Questi sono dati freschissimi di questa mattina. Sono 410.000 però le persone che si sono negativizzate, sono 11.631 purtroppo le persone che hanno perso la vita con il coronavirus. Questi i dati del contagio nudi e crudi, però vanno messi a confronto con quelli della sanità del Veneto. Perché? Per il semplice motivo che in questo momento abbiamo 161 persone ricoverate in area non critica, di cui 100 guarite e 60 ancora positive. Abbiamo 19 persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 14 ancora positive e 5 che sono negativizzate. Questo ci porta a dire che non è cambiato niente in area non critica, ci sono 2 terapie intensive impegnate in più rispetto all'ultimo periodo, ci sono purtroppo anche 2 decessi da segnalare. Però con il nuovo sistema di lettura dei dati sappiamo che per l'accesso in zona gialla ci deve essere almeno il 10% delle terapie intensive impegnate. Questi numeri sono bassissimi. Viceversa, se fosse stato mantenuto il sistema di lettura e standard delle zone gialle, zone arancioni, zone rosse, oggi il Veneto avrebbe avuto l'annuncio nelle scorse ore comunque dell'ingresso in zona gialla, e da lunedì e martedì noi saremmo in zona gialla. Questo non succede perché c'è tutto un nuovo sistema che si basa appunto non più sull'RConT, sui dati dei contagi, ma sulle ospedalizzazioni. Noi siamo quasi pronti, crediamo, per poterci collegare con Bassano del Grappa,
con il quartiere di Sant'Eusebio che noi vi raccontiamo per fare luce, fare chiarezza, approfondire un po' quello che è il tema delle scuole, dicevamo, in questo periodo, perché sono sempre di più gli istituti che sono costretti o a chiudere o a ridimensionare o ad accorparsi a causa del calo demografico. Questo però non può tradursi semplicemente in problemi in più per le famiglie. Noi di Rete Veneta, come sempre, raccogliamo le istanze dei cittadini, delle persone, di voi telespettatori, e cerchiamo di trattarli in modo tale da fare almeno sensibilizzazione, se non dell'opinione pubblica, ma di chi decide queste cose, quindi come i comuni in questo caso. Chiedo alla regia se possiamo dare subito la linea a Vanessa Banzato, che ci aspetta davanti alla scuola con alcune mamme. Vanessa, siamo in onda, parla pure. Sì, buongiorno Ferdinando. Ci troviamo, come dicevi tu, davanti alla scuola di Sant'Eusebio. Ci sono qui proprio alcune mamme, perché la questione non è tanto legata al calo demografico, ma è legata al fatto che dovrebbero iniziare i lavori di ampliamento della struttura. Ce ne siamo occupati in più occasioni nei nostri telegiornali, e oggi nello specifico siamo il 24 luglio e le lezioni cominceranno il 13 settembre. I ragazzini e le ragazzine non sanno ancora dove seguiranno le lezioni, quindi dove andranno a scuola. Perché? Perché dal comune c'è stato, anche dopo l'incontro di mercoledì di cui ci siamo occupati, c'è stata l'ennesima fumata nera. I genitori, in questo caso le mamme, non intendono assolutamente fermarsi, non intendono fare marcia indietro, dicono bisogna che il comune in primis faccia gli interessi dei bambini e delle bambine. Esatto, noi non intendiamo fermarci e non ci fermeremo fino alla fine, in quanto gli interessi in ballo sono veramente alti, sono gli interessi dei nostri figli e dei bambini. Noi non vogliamo che la questione diventi politica, invece è già diventata politica, e questo ai danni loro, in quanto ricordo che almeno da quanto ci hanno riferito solo mercoledì scorso i lavori non sono ancora stati appaltati, siamo ancora in alto mare, sono state paventate varie sedi, noi genitori che abbiamo fatto tutti gli incontri precedenti eravamo presenti, abbiamo detto la nostra, c'era un confronto, adesso non siamo più stati interpellati. So che lunedì faranno un altro incontro a cui noi torniamo in studio. Noi perché intendiamo esserci, perché dobbiamo dire la nostra, non intendiamo, ripeto, tirarci indietro, perché vogliamo tutelare i nostri figli. Si tratta di stare fuori dalla scuola a questo punto per 2 anni, e questo penso che ormai sia ovvio, a meno che non abbiano fatto miracoli nottetempo. L'appalto non è ancora stato fatto e i lavori non si sa quando inizieranno. Si tratta di lavori che riguardano essenzialmente la scuola d'infanzia, prevedono anche dei rifacimenti della scuola primaria, hanno previsto una durata di 9-12 mesi, quindi facciamo un po' di calcoli, si arriva a 2 anni. Ci sono 2 cose in questione. Allora, si parla di questo appalto che non c'è ancora, e loro si trincerano dietro la scusa che non possono spostare al giugno 2022 l'inizio lavori, perché sennò il comune perderebbe denaro, quando in realtà non può perdere niente, visto che non c'è nessun appalto. E poi la seconda cosa, si sono ipotizzate come sedi il Graziani, la scuola materna 11 febbraio, il centro giovanile, ma in realtà non c'è stato nessun contatto concreto, giusto? Attualmente quello che sappiamo noi genitori, non sono state fatte ancora delle verifiche tecniche dove ci sono dati alla mano, per cui a tutt'oggi non abbiamo delle certezze su queste nuove proposte. Vogliamo anche premere e sottolineare noi genitori che noi ci teniamo molto il futuro del plesso di Sant'Eusebio, perché è un plesso con molte iscrizioni dettate dal personale docente, dall'identità della scuola, che molto spesso diventa anche scuola a cielo aperto, visto l'ambito in cui ci troviamo. Per cui ci teniamo anche molto che questa struttura venga ripresa il prima possibile dai nostri bambini. Ancora una volta una distanza importante, che un muro che viene alzato dall'amministrazione nei confronti della città. Noi siamo rimasti male, anche perché, appunto, lo ripetiamo, siamo state accusate noi
giusto? Di voler fare interesse politico. Noi non stiamo facendo, noi stiamo facendo il bene dei nostri figli, noi siamo rappresentanti di classe e quindi non rappresentiamo solo i nostri figli, rappresentiamo tanti bambini, tante famiglie che sono venute qua perché comunque credono in un progetto che è che è il progetto di scuola. E c'è stata un'affermazione secondo me molto forte, l'ha fatta davanti a tante persone, quindi si può ripetere. L'assessor Zonta ha come posso dire? Minacciato? No, non era non volevo dire della minaccia, ha paragonato i nostri figli, tutti i bambini, ai San Pietrini di Piazza Garibaldi. Noi siamo rimaste veramente... In che senso li ha paragonati ai San Pietrini? Avrebbe detto che se insistiamo potrebbe appunto destinare i soldi a qualcos'altro, come appunto i San Pietrini di Piazza Garibaldi. Penso che è stata un'affermazione che sia rimasti veramente... Le persone presenti sono rimaste a bocca aperta, ha detto allora visto che voi fate così i soldi verranno destinati a questo. No, stiamo scherzando, non c'è neanche ancora un appalto, quindi stiamo parlando del Vanessa, nulla. quando poi chiudi che abbiamo noi non pubblicità. Chiediamo che i lavori non vengano fatti. Ci mancherebbe, li vogliamo. Ma certamente, ma perché non ci troviamo e stiamo veramente parlando del nulla, non c'è un appalto, quindi, e comunque io ho mio figlio in quarta, so che mio figlio non verrà più qua, non finirà la quinta qua, perché se non c'è un appalto e tutti i tempi burocratici, i lavori partiranno come minimo a dicembre, dopo mettiamoci cioè che non ci prendano in giro, ma il tempo, tutto quello che è non andranno avanti e noi scommettiamo che a luglio, fine luglio dell'anno prossimo saremo qua di nuovo a far protesta perché la scuola sarà ancora a cantiere aperto. Quindi avete sentito è una questione decisamente bollente perché si sta parlando del futuro dei bambini e delle bambine della scuola di Sant'Eusebio. Ferdinando, ti restituisco la linea. Grazie Vanessa, grazie anche alle mamme che hanno accettato di venire qui in diretta a raccontare questo ennesimo fatto, questa situazione legata all'insegnamento, alla scuola. Abbiamo parlato di problemi di natalità, ma qui è anche un problema di organizzazione. Noi quando ci chiamate, quando ci contattate, noi veniamo, raccogliamo, ci interessiamo, approfondiamo e poi andiamo da chi di dovere per cercare di dare una mano a risolvere. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo perché parliamo di meteo con Nicolas Faronato. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Arriviamo da Bassano del Grappa con una situazione di una scuola che si vuole chiudere per lavori organizzati forse in modo un po' maldestro, poi naturalmente approfondiremo tutto e vedremo tutte le interviste con le mamme decisamente sul piede di guerra nel telegiornale di questa sera. Adesso cambiamo argomento in modo totale e andiamo a parlare invece di meteo. Ne parliamo come sempre, come tutti i sabati, con Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa che ha accettato anche questa mattina, nonostante le ferie siano ormai imminenti per tutti, di collegarsi qui con noi per una chiacchierata sul meteo. Buongiorno Nicolas. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano e guardano. Allora Nicolas, abbiamo visto anche nei giorni scorsi l'ennesima ondata di maltempo, l'ennesimo passaggio di maltempo, però mentre tu parli, io faccio vedere poi ai nostri telespettatori i dati che ci arrivano dall'ARPAV, una bella mattinata con già 28, 29, 27 gradi in molte zone del Veneto. Cosa dobbiamo aspettarci? Sì, dici bene, già da ieri l'anticiclone africano sta tornando a farci visita, oggi in maniera anche abbastanza pesante, con valori non elevatissimi, ma con umidità che rispetto ai giorni scorsi si fa sentire notevolmente. Infatti, insomma, nonostante sia mezzogiorno passato, abbiamo ancora un tasso di umidità intorno al 50%, quindi una sensazione di caldo che appunto inizia a farsi pesante, nonostante comunque appena qualche giorno fa abbia fatto un po' di pioggia sotto forma di temporale, creando anche qualche disagio in alcune zone.
Vediamo che i dati non sono ancora stati aggiornati, noi parliamo sempre di dati ARPAV, non sono ancora stati aggiornati a ieri, ma per 4 giorni di fila dal 19 in poi ha fatto sopra i 30 gradi di massima, quindi 32, 31, 30, con un po' di pioggia, ormai vengono giù 30-40 mm ogni 10 giorni, ogni settimana, problema dell'umidità molto alta. Il problema, Nicola, ci pare di vedere che di notte non si rinfresca niente, perché comunque rimanendo sopra i 21 gradi in molte zone, magari Bassano ha anche un po' l'influenza della Brenta, dell'aria che scende dalle montagne, ci sono altre zone in cui si resta tranquillamente sopra i 22 gradi di notte e questo impedisce alle abitazioni, alle case, alle piazze di disperdere poi il calore durante le ore notturne. Sì, dici bene, è proprio una caratteristica principe dell'anticiclone africano, perché appunto i tassi di umidità rimangono elevati, appena cala il sole l'umidità schizza verso l'alto e di conseguenza con la tanta umidità e il calore comunque del paesaggio, della natura, del cemento stesso delle città, salendo verso l'alto fa sì che appunto spesso si creino questi strati nuvolosi che poi impediscono alla temperatura di scendere durante le ore notturne. Insomma, anche ieri c'era una bella luna fino a circa le 8:30, 9, e poi dalle 9:30, 10 si è quasi completamente coperto. Insomma, ecco, questi strati nuvolosi, anche se non sono compatti, comunque impediscono appunto al calore di salire verso l'alto, quindi tende a rimanere, tende a formarsi la classica cappa di umidità tipica della pianura padana, soprattutto quella veneta e lombarda, e che quindi appunto impedisce alla temperatura di scendere, soprattutto durante le ore notturne. Insomma, cioè se facesse anche caldo durante il giorno, però comunque alla sera e alla notte si respirasse e si dormisse in maniera tranquilla e rilassata, il problema sarebbe meno pesante, ecco. Sì. Ovviamente anche alla sera il caldo rimane comunque pesante e complice, come dicevo, l'alto tasso di umidità fa sì che la temperatura fatichi a scendere, se sai insomma come già la situazione non è semplice, il nervosismo, capito, viene alla testa. Parliamo di nervosismo per un altro motivo fra poco, Nicolas, ma ti faccio l'ultima domanda dal punto di vista meteo. Naturalmente confermo quel che hai detto sulla cosiddetta K, chi si affacciava oggi agli spalti dell'altopiano dei 7 comuni o naturalmente del Grappa poteva vedere questa pianura completamente coperta del cosiddetto caigo, passateci un termine dialettale o in lingua veneta. Vediamo però una webcam in questo momento dall'altopiano di 7 comuni, decisamente più fresco, decisamente arieggiato. Nicolas, secondo te, se una persona avesse voglia, qualche nostro telespettatore, di farsi un giro nel mare in montagna fra oggi e domani, conviene portare via l'ombrello o si può andare tranquilli? Allora guarda, oggi tutto sommato la giornata dovrebbe trascorrere anche con tempo abbastanza tranquillo, ecco. Qualche fenomeno sporadico sarà possibile sui monti, ma è una cosa abbastanza normale per il periodo, e quindi per oggi appunto, come dicevo, via libera sia al mare che anche in montagna. Insomma, ovviamente in montagna occorrono sempre delle precauzioni, perché lo sappiamo bene che nel giro di pochissimi minuti il tempo può cambiare. Per domani situazione simile fino al primo pomeriggio, con comunque tempo stabile, con qualche nube alta passeggera, quindi sole che va e viene, però insomma senza rischio di fenomeni. Dalla seconda parte del pomeriggio dovrebbe aumentare un po' di variabilità, specie sui settori montuosi, quindi alpini e prealpini, con il rischio poi con il passare delle ore di qualche temporale, però più probabile verso la serata che verso il pomeriggio. Quindi insomma, per chi è in montagna domani, sempre un occhio rivolto verso l'alto al cielo per capire appunto l'evolversi della situazione. Per chi invece andrà al mare, domani la giornata trascorrerà tutto sommato all'insegna del sole, con qualche nube passeggera anche lì, però insomma sarà il caldo e l'afa il protagonista, quindi via libera per il mare domani assolutamente. Mentre tu parlavi abbiamo fatto vedere qualche immagine di Cima Grappa con nuvole basse che stanno proprio passando in questo momento, quindi vuol dire che sì, effettivamente qualcosa si muove. Nicolas, cambiamo decisamente argomento, perché ci hai parlato di nervosismo prima. Immaginiamo che tu, che oltre a essere un appassionato di meteo, lavori anche come esercente, possa avere qualche recriminazione, qualche remora sulla faccenda del Green Pass.
Sì, si sente già appunto il nervosismo anche tra i clienti, perché chiaramente c'è un po' di caos, ecco, perché comunque sì, c'è l'obbligo del Green Pass, però comunque all'esterno non c'è l'obbligo, la consumazione al banco non c'è l'obbligo, e ovviamente tra la gente abituata a frequentare i locali c'è già chi sta pensando come girare attorno a tutte queste regole. Ovviamente siamo in Italia e si sa che noi siamo molto, come si dice, siamo molto furbi nel girare attorno comunque alle regole. Il problema è che appunto questa situazione sta facendo sì che le richieste, almeno parlo per la mia clientela, di prenotarsi il vaccino perché ancora non è vaccinato, si sta facendo sentire, perché comunque sento tanti, tra l'altro anche ragazzi della mia età, insomma, quindi giovani, 20-25 anni, che comunque continuano a informarsi per quanto riguarda la prima dose almeno del vaccino, che permetterebbe appunto la consumazione anche all'interno, e poi si vedrà, insomma, perché comunque adesso è ancora tempo di ferie, e quindi agosto e secondo me anche la prima parte di settembre saranno abbastanza di manica larga. Poi appunto bisogna vedere, uno, l'andamento di contagi, due, il discorso di ricoveri e comunque delle ospedalizzazioni, e poi capire se effettivamente questo Green Pass è una scusa, passatemi il termine, per far sì che ci sia una vaccinazione di massa, e quindi andare, tra virgolette, a fare quello che vorrebbe imporci il governo, perché non lo rende obbligatorio, ma comunque lo sta rendendo obbligatorio, perché effettivamente se non si può far nulla comunque la gente è costretta prima o poi a vaccinarsi. Però appunto dicevo, poi bisognerà vedere tra settembre e ottobre come effettivamente evolverà il discorso, perché comunque se la tendenza, come spiegano i medici o comunque i virologi, sarà quella verso un aumento di contagi anche drastico, e i ricoveri e comunque le ospedalizzazioni saranno più che altro per le persone non vaccinate, è chiaro che comunque mettono anche un po' di paura e ansia tra la gente, e quindi resta appunto da capire se è una scusa per poi non chiudere le attività perché magari superiamo una certa percentuale di vaccinazioni, o seppure nonostante comunque ci vacciniamo poi scatta la zona arancione, capito? Perché magari appunto i posti letto in ospedale superano la soglia, mi sembra, del 10% terapie intensive e 20% ricoveri ordinari, insomma, ecco. Quindi alzo le mani, ripeto, rispetto ai scorsi periodi non sono più in buona fede, perché comunque siamo stati trattassati in tutte le maniere, e con questa situazione appunto ci impongono di un'altra volta passare da vigili o comunque da pubblici ufficiali, però senza la divisa, insomma, ecco. Allora, abbiamo capito che in questo momento è molto più facile parlare di meteo che di Green Pass, vista la confusione, visto tutto quello che sta succedendo. Naturalmente noi di Rete Veneta vi racconteremo entrambi gli argomenti con i nostri ospiti, con i nostri esperti. Ringraziamo Nicolas Faronato per questo doppio ruolo di meteorologo ed esercente decisamente arrabbiato. Nicolas, ci vediamo la settimana prossima per vedere com'è andata. Grazie, buon lavoro, buona fine settimana. Sicuramente sì, a sabato prossimo. Un saluto a te e a tutti gli amici che ci hanno guardato. Ciao. Ringraziamo Nicolas Faronato. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo, ci colleghiamo subito con Padova. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato di meteo, abbiamo parlato di scuole problematiche a Bassano del Grappa. Adesso invece andiamo a Padova, dove c'è il nostro Francesco Rattai che ci aspetta sotto il sole e con un sottofondo di cicale. Vuol dire che siamo un po' lontani dal centro storico padovano, ma le notizie arrivano comunque. Buongiorno Francesco. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Dici bene, il caldo si fa sentire anche qua a Padova e le cicale ne approfittano per cantare. Partiamo con una notizia della Bassa Padovana da Este, dove il sindaco è stato messo sotto scorta perché da 2 anni riceve minacce da un 52enne del posto che per dei problemi relativi a un alloggio popolare
che deve lasciare, è stato aiutato dal comune, si è cercato di trovare una soluzione, quest'uomo non se ne vuole andare. L'altro giorno la sindaca ha trovato un biglietto davanti casa sopra la sua macchina e questo ha fatto aumentare la preoccupazione, perché vuol dire che questa persona la segue e sa dove abita. Quindi le è stata assegnata una sorta di scorta. L'attenzione quindi è massima per quanto riguarda la sindaca Gallana di Este. Abbiamo però un altro sindaco minacciato qua nel Padovano. Si tratta del sindaco Stefan di Saunara. Perché è stato minacciato? Perché negli giorni scorsi aveva affisso dei cartelli in giro per il paese in cui invitava a vaccinarsi. Invitava a vaccinarsi dicendo che chiaramente il vaccino è l'unica soluzione per contenere l'emergenza, il diffondersi del virus e per limitare le malattie. Questo non è piaciuto e ha ricevuto centinaia di insulti sui social network, ma anche sulla sua pagina Facebook e sulla sua casella email. Lui dice però questi insulti non mi preoccupano, ieri si è fatto anzi la seconda dose di vaccino di AstraZeneca, sta bene e continua a sostenere questa causa. Dovremmo avere anche un servizio, giusto Ferdinando? Noi Francesco abbiamo già il servizio, quindi vediamo che cosa ci ha detto il sindaco su queste minacce, poi torniamo da te Francesco per le altre notizie da Padova. Vediamo il servizio. Certamente. Povero sindaco collaborazionista dell'oligarchia del turbocapitalismo criminale globalista. La finta epidemia è la più grande faccia della storia dell'umanità. Questo è solo uno dei messaggi che il sindaco di Saunara, Walter Stefan, ha ricevuto via mail o sui social per aver deciso di affiggere in giro per il paese dei vivai questo manifesto che invita alla vaccinazione. Apriti cielo, in breve si è scatenata l'ira di chi il vaccino non lo vuole proprio fare. Arrivare ad affermare, come ho ricevuto in qualche mail, che propago con questo invito, propago le varianti o addirittura mi si associa al nazismo perché praticamente come gli ebrei venivano marchiati, così farei nei confronti dei cittadini che non si vaccinano, mi sembra veramente un'idiozia assoluta. Il vaccino, il primo cittadino, l'ha appena fatto invece. Seconda dose di AstraZeneca, ci confida, non ha avuto effetti collaterali. Tutti i farmaci possono avere delle controindicazioni, ci dice, ma in questo caso i benefici superano di gran lunga gli effetti avversi. L'appello che continua a fare ai suoi concittadini è di mettersi al sicuro dal Covid. 6 giorni fa Saunara era Covid free, non c'erano contagiati e non c'erano persone in isolamento. A questa mattina sono 19 contagiati e 44 persone in isolamento. Gli unici modi che abbiamo per cercare di fermare questo maledetto virus è quello classico della mascherina, della pulizia delle mani, del distanziamento ed il vaccino che è stato dimostrato che per il 90% ci mette al riparo da prendersi il contagio. Allora, questa era l'intervista con il sindaco che ci pare di capire va avanti per la sua strada, bello, sicuro e tranquillo. Francesco, altre notizie padovane di giornata? Abbiamo la vaccinazione restiamo sempre in tema di Covid e vaccini. C'è stata la vaccinazione di tutta la squadra del Calcio Padova e del proprio staff all'interno del Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico di Padova. La squadra ha detto noi lo facciamo per dare un segnale alla popolazione e per cercare per quello che possiamo di contenere appunto il diffondersi del virus. Anche di questo abbiamo un servizio. Allora Francesco, noi prima di lanciare il servizio sul Calcio Padova ti chiedo un'informazione volante su Padova, la notizia della nomina di Padova Urbs Picta, poi ti lasciamo andare e noi vediamo il servizio perché sappiamo che la giornata è comunque densa di appuntamenti lì a Padova. Certo, si saprà alle 2 se Padova rientrerà per la seconda volta come patrimonio dell'UNESCO per l'Urbs Picta, scusatemi. Ci sarà in videoconferenza con la Cina, devo leggerlo perché in geografia non andavo veramente molto bene, neanche in storia dell'arte, ma in geografia andavo peggio, da Fuzhou in Cina, dove si è riunito appunto il comitato che decide
l'assegnazione di questa prestigiosa nomina, si potrà scoprire se Padova, sono molto positivi da Palazzo Moroni, si scoprirà se Padova entrerà nella lista per la seconda volta per i suoi affreschi trecenteschi e per il percorso degli affreschi del Giotto, quindi la Cappella degli Scrovegni e tutte le meraviglie che la città di Padova nel Trecento ha prodotto. Dite incrociate per naturalmente per questa nomina. E vi lascio al momento al servizio del Calcio Padova. Francesco, noi ti ringraziamo per questo collegamento. Se ci sono novità non esitare a richiamarci, daremo le notizie in diretta come sempre ai nostri telespettatori. Vediamo il servizio sul Calcio Padova immediatamente. Il Calcio Padova è vaccinato. Ieri giocatori e staff biancoscudato, grazie alla collaborazione con la divisione di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, diretta dalla dottoressa Anna Maria Cattelan, si sono sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19. Il programma vaccinale è stato stabilito dal responsabile dell'area medica del Calcio Padova, il dottor Luigi Munari, in accordo con la coordinatrice sanitaria della divisione di malattie infettive, la dottoressa Lorella Di Sarò. La società Calcio Padova ed il proprio staff medico hanno come obiettivo prioritario la sicurezza dei propri atleti, si legge in una nota, e di tutti i collaboratori rispetto alla pandemia e alle attuali possibilità di prevenzione e controllo della diffusione del virus SARS-CoV-2. Allora, abbiamo sentito le novità da Padova, naturalmente la nostra redazione parteciperà alle 14 a questo collegamento intercontinentale per sapere se Padova potrà fregiarsi del titolo di Urbs Picta, quindi per poter trasformare quel enorme bagaglio, quello scrigno di meraviglie dipinti trecenteschi di cui dispone in una ulteriore vetrina internazionale e mondiale. Lo sapremo solo questo pomeriggio, poi naturalmente ve lo diremo, ve lo confermeremo, ve lo racconteremo nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Prima di andare avanti, visto che abbiamo parlato di vaccini con il nostro Francesco Ratai, parliamo allora di vaccini. Vediamo i dati della campagna di vaccinazione che ci sono arrivati pochi minuti fa dalla Regione. Nella giornata di ieri sono state somministrate in Veneto 43.000 dosi, ormai il ritmo è altissimo per ogni giorno e siamo tutti i giorni sopra le 40.000 dosi. È plausibile pensare che da oggi in poi, visto il boom di richieste che sono arrivate per la faccenda Green Pass si alzi ulteriormente. La media sono 14.000 per le prime dosi, sono 29.000 i cicli completati, sono 5.184.000 le dosi somministrate in totale, le prime dosi 2.700.000, i cicli completati 2.400.000, quindi ormai stiamo andando davvero verso una situazione molto molto importante. C'è da dire anche che il Veneto ha somministrato il 93,7% delle dosi a disposizione. Questo potrebbe cominciare a preoccupare un po', perché vuol dire che c'è sempre meno magazzino. Andiamo al volo dalla nostra Gabriella Basso da Vicenza. Buongiorno Gabriella, un po' controluce e sì, infatti un po' in terrazza. Sappiamo che oggi non possiamo collegarci dal centro storico come sempre, perché le notizie insomma sono tiranne, ed è giusto che sia così, perché noi facciamo informazione, quindi è bene che diamo le notizie da dove possiamo darle. Raccontaci cosa succede a Vicenza. Beh, allora, intanto parliamo anche noi, continuiamo a parlare di Green Pass, perché di fatto siamo andati in fiera a vedere un po' come sta andando la vaccinazione, se il Green Pass ha portato più gente a vaccinarsi, e la collega Luisa Bertini, che è stata lì sul posto, ha visto che sono tantissimi giovani che si sono presentati, e sono tutti, soprattutto i giovani, sono quelli che sono felici dell'adozione del Green Pass, perché questo gli consente di tornare a una vita normale. Questo è quello che hanno detto. La vaccinazione per quanto riguarda le seconde dosi sta procedendo speditamente, c'è sempre lo zoccolo duro, diciamo, dei tra i 50, 60, 70 anni, ma pian piano si sta scalfendo anche l'Uslotto Berica. Tra l'altro ricordiamo a tutti quanti che fino al 27, anzi fino al 26 ci sarà la vaccinazione lì in fiera, al centro vaccinale della fiera, poi dal 27 verrà spostato a Torre di Quartesolo, il 27 probabilmente il centro non sarà aperto, quello di Torre di Quartesolo, perché ci sarà l'ultima fase di allestimento, quella proprio tecnico-pratica, dopo
dopodiché dal 28 si torna a vaccinare, ma non sarà più in fiera, ma sarà nel nuovo centro vaccinale popolare di Torre di Quartesolo, dove viene trasferito anche il centro tamponi che era sempre in fiera. Questo è importante ricordarlo alla gente che magari non vada in fiera di nuovo, ecco, rimane il centro e continuerà anche la vaccinazione, quella diciamo tra virgolette nei mercati o fuori dai centri commerciali, insomma continuerà fino alla fine del mese di luglio, ma in prospettiva continuerà anche per tutto il mese di agosto, perché con la variante Delta è necessario, l'invito è quello di tamponarsi a qualsiasi posto si ritorni, da qualsiasi luogo di vacanza si ritorni, dove si possa essere stati in una condizione di assembramento. Assolutamente sì. Gabriella, noi abbiamo pochissimo tempo perché dobbiamo andare in pubblicità. Abbiamo già notizie di cronaca da Vicenza? Abbiamo purtroppo una tragedia, perché stamattina verso le 11 c'è stato un incidente ferroviario, inteso nel senso che purtroppo nelle linee tra Grisignano di Zocco e Vicenza una persona è stata investita da un treno, un convoglio merci. Forse sembrerebbe, almeno dalle prime ipotesi, si tratti di un gesto volontario, ma comunque la linea è stata interrotta, quindi ovviamente con tutte le problematiche per quanto riguarda anche il trasporto non solo dei treni merci, ma comunque anche insomma, per quelli che sono i treni regionali veloci o quelli normali, insomma. Abbiamo anche la vicenda di un rapina di un monopattino in città a Vicenza, che sapete che i monopattini, tra l'altro qua a Vicenza in modo particolare, ma non credo solo a Vicenza, sono diventati un po', hanno sostituito la bicicletta per quanto riguarda anche i pusher, o magari sono anche rivenduti a buon prezzo, e quindi è diventato un nuovo mercato anche per, diciamo, il mondo della delinquenza. Gabriella, allora, come sempre il TG Vicenza denso di novità, notizie, naturalmente ci sarà anche l'attualità, la politica e la cronaca e i nostri viaggi nei quartieri, lo vedremo questa sera. Noi ti ringraziamo per questo primo collegamento. Se ci sono notizie poi non esitare a contattarci, fino alle 13 siamo in diretta, altrimenti ci vediamo nel TG Vicenza di questa sera. Buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. Facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato anche con i nostri colleghi di Vicenza, una Vicenza che sta facendo i conti con il Green Pass. Adesso continueremo a vedere alcuni servizi sull'argomento, argomento che tiene banco e terrà banco per i prossimi giorni di sicuro, visto quello che rischia di cambiare, visto le ripercussioni che avremo per davvero nella vita quotidiana. E prima di parlare di Green Pass parliamo di un altro tema che sta molto a cuore alla montagna vicentina in generale, ma a tutta la montagna del Veneto. Parliamo delle predazioni dei lupi, perché quest'anno il numero delle predazioni in altopiano comincia a diventare davvero preoccupante. I branchi di selvatici stanno aggredendo, se non quotidianamente, ma quasi, non solo le mandrie al pascolo, non solo vacche e manze, ma anche asini e altri animali da cortile, anche animali da compagnia. Qualche giorno fa si è verificata una predazione decisamente drammatica a Montecorno, nell'area di Montecorno, a Malga, Mazze Inferiori. Una manza, una vitella giovanissima è annegata in un laghetto nel tentativo di sfuggire ai lupi, un'altra è rimasta incastrata con la testa in un buco fra le pietre ed è stata dilaniata. Scene davvero brutte che non abbiamo ritenuto di mandare in onda integralmente, però abbiamo instaurato un rapporto con Mirko Pezzin, il malgaro di Malga Mazze Inferiori, che ci ha mandato alcuni video davvero molto coinvolgenti anche dal punto di vista emotivo. Non è il classico sfogo di qualcuno che ritiene di aver perso qualcosa, si sente proprio una persona che ama il lavoro che fa, che ama i propri animali, che cerca di capire come si può risolvere questa situazione. Prima di capire come risolverla ci sarà domani mattina addirittura una celebrazione. Chiedo ad Alessandro Costacurti in regia di farci vedere questo annuncio, possiamo chiamarlo annuncio mortuario, che in modo decisamente polemico è stato preparato proprio dai malgari. Con immenso dolore i proprietari Mirko Pezzin e Marco Rigoni annunciano la scomparsa. Ci si perdoni
il tema, il tono, che non è affatto scherzoso, è molto molto doloroso, delle vitelline. Verena di 9 mesi, Ginevra di 17. Si terrà addirittura domani mattina alle 10 una celebrazione in località Montecorno. L'appello è questo: per chi crede che gli animali non provino emozioni, si dovrebbe guardare la prima foto dalla quale traspare il dolore della mamma di fronte al corpo della vitellina. Abbiamo visto le foto, abbiamo visto i video, sono momenti veramente, veramente drammatici. Ne parleremo domani di sicuro con le persone che parteciperanno a questo evento, se non altro per cercare di fare chiarezza su un tema davvero molto complesso, che è quello della convivenza, ormai secondo molti indispensabile, fra i selvatici, fra i grandi predatori, i grandi carnivori come i lupi, e l'attività umana in zone fortemente antropizzate come l'Altopiano dei 7 Comuni, che sì, pur non essendo un grande paese diffuso, però ha attività economiche importanti in molte zone. Cambiamo ancora argomento, torniamo a parlare del Green Pass, perché le associazioni di categoria sono divise su questo passaporto vaccinale. Ne abbiamo parlato appunto con le categorie produttive di Padova. Sono diverse le posizioni delle associazioni di categoria sull'introduzione del Green Pass per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. In attesa del testo definitivo c'è chi appoggia il provvedimento e chi lo critica. L'Ascom, ad esempio, è pronto a collaborare. I suoi soci chiederanno ai clienti pass e documento di identità. Il Green Pass, se adottato in maniera intelligente, riesce a dare un risultato. Dobbiamo sconfiggere questo virus, dobbiamo vaccinarci, c'è poco da fare. APPE, l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova, invece ha una posizione estremamente critica. Troppe responsabilità per i gestori e regole spesso semplicemente impossibili da applicare. Per le attività come le pizzerie, i bar, le pasticcerie, le gelaterie, ecco, in questi casi la verifica è di fatto impossibile, perché il cliente arriva, entra, ordina al banco, ad esempio un caffè o una brioche, poi per qualsiasi motivo prende la tazzina di caffè e se la porta al tavolo. Ecco, in quel momento il gestore dovrebbe fermare il cliente e chiedere esibizione di Green Pass e documento di identità. Anche Ascom, a onor del vero, è preoccupata del ruolo che dovrebbe avere il commerciante nel richiedere il Green Pass. Non può essere che devi costringere il titolare del locale a fare anche il poliziotto di sorveglianza. Questo è una cosa che ci lascia un po' così, perché anche uno si può anche rifiutare di dartelo. Se il governo approverà la regola, però, non ci saranno molti spazi di manovra. E le leggi vanno rispettate, quindi il prefetto non può dire nulla. Se interviene un decreto legge, quindi il prefetto è tenuto a far rispettare le leggi. Sono disposizioni normative, quindi noi cercheremo chiaramente di affrontare l'argomento nei tavoli opportuni, ma le leggi vanno rispettate. L'APPE preannuncia azioni di protesta anche eclatanti, con mobilitazione di piazza, e parallelamente sta consultando i propri avvocati per eventuali azioni legali. Con una serie di azioni eclatanti, azioni anche di piazza, che portino, diciamo, all'attenzione di opinione pubblica e istituzioni le difficoltà che hanno gli operatori. L'APPE chiede di modificare il decreto e che siano i clienti responsabili in caso di mancata esibizione del pass. I gestori li segnaleranno alle autorità e, se le forze dell'ordine fanno un controllo, sanzioni solo per il cliente inadempiente. E se gli esercenti, le associazioni di categoria sono perplessi o almeno divisi a volte su questo argomento, altrettanto lo sono i cittadini. Sentite cosa ci hanno detto i vicentini. Green Pass obbligatorio diventa realtà. Il governo ha approvato il decreto. Dal 6 agosto tutte le persone a partire dai 12 anni dovranno mostrarlo per poter accedere ad alcune attività, dai ristoranti, bar, non al bancone o all'aperto, alle palestre, piscine e agli eventi, per assistere o partecipare a competizioni sportive, spettacoli all'aperto, fiere e congressi, e poi ancora per accedere a cinema e teatri, centri termali, parchi divertimento e sale gioco. Basterà però, per poter avere il Green Pass, una sola dose di vaccino o un tampone negativo entro le 48 ore o con certificazioni di fine malattia nei 6 mesi precedenti. Molti i vicentini favorevoli alla decisione del governo. Sicuramente è un bene, perché a livello di Covid è un aiuto, e se no ovviamente non usciamo più. A parer mio non c'è altra via d'uscita. E con questi casi che sono successi con la variante Delta sia importante avere molte sicurezze comunque. Quindi sì, per il Green Pass allora?
Sì, credo di sì. Sono molto favorevole al Green Pass, anzi io sono vaccinato e tutto e quindi penso che sia giusto per tutti. Ce l'ho in tasca, l'ho scaricato tutto, sono d'accordo su utilizzarlo e ho anche l'obbligo di utilizzarlo. Quindi anche andare al ristorante e mostrare, cioè ovviamente al chiuso. Ma un po' eccessivo comunque, certo, per salvaguardare tutti gli altri. Non manca però chi invece continua ad essere contrario all'idea. Non sono d'accordo. Perché? Sta distruggendo quel poco di lavoro che era ricominciato. È completamente anticostituzionale, è la fine di tutte le nostre libertà. Non si può vivere in questo modo perché non è legale, è anticostituzionale. Trovo che sia discriminatorio per chi decide, per vari motivi, può decidere di non volerlo fare. Tema assolutamente divisivo, polarizzante, ne parleremo nelle prossime edizioni della nostra informazione. Prima di lasciarvi, ci è arrivata adesso una nota stampa ufficiale della Regione che ci dice che in pratica c'è stato un malfunzionamento del sistema informatico, quindi da alcuni giorni i numeri di ricoverati in area non critica risultavano sensibilmente superiori a quelli reali. La forte riduzione dei ricoverati in area non critica indicata nel bollettino di oggi, 24 luglio, è dovuta alla sistemazione di questo bug, quindi il numero reale di ricoverati in area non critica è quello che abbiamo dato oggi. Se qualcuno ha notato delle discrepanze con i giorni scorsi è dovuto appunto a un bug informatico. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali TG Bassano e TG Vicenza di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.